trattandosi di un bacino molto ampio di cittadini coinvolti, chiediamo la massima trasparenza e anche l'applicazione del principio di precauzione. 12 sindaci con Federico Barbierato, anche Sergio Giordani, Padova e Lucia Pizzo, Piave di Sacco, colleghi del Padovano e il comune di Cona nel Veneziano, sono i firmatari della lettera indirizzata al presidente del Veneto Alberto Stefani e all'assessore all'ambiente Elisa Venturini, inviata da Piove di Sacco. La preoccupazione riguarda il progetto di ampliamento dell'impianto di rifiuti Silva di Montecchio Precalcino, che si trova a 1,5 km a sud rispetto ai punti di prelievo dell'acqua gestita per questi territori da Cegas APS Amga nei comuni vicentini di Due Ville e Villaverla. Il sito risulta interferente con la zona di rispetto allargata della falda, ricordano i primi cittadini che fanno una precisa richiesta. Che venga fatto uno studio e che quindi vengano analizzate tutte le implicazioni legate a questa richiesta, proprio perché, essendo un tema molto sensibile, qualsiasi aspetto che può riguardare la salute e la salubrità di quello che beviamo tutti i giorni è necessario.